Mascherina, distanze di sicurezza, ingressi scaglionati da 8 punti diversi. Seconda giornata di selezioni per il maxi concorso per gli infermieri bandito da Azienda Zero. A Padova in questi giorni sono arrivati 5.200 candidati per 190 posti suddivisi in tutte le USL della regione. Il test scritto si è svolto all'interno della Chione Arena a San Lazzaro, la sede tradizionale dei grandi concorsi. Questa volta le modalità però sono completamente diverse, nessuno ripassa seduto ai tavoli esterni, ma tutti gli aspiranti infermieri sostano in piedi a distanza di sicurezza. In mano l'autocertificazione di buona salute, impaziente attesa di farsi misurare la febbre prima di entrare all'interno del palazzetto. Azienda Zero, per tutelare i partecipanti, ha chiesto ai candidati con sintomi o in isolamento domiciliare di non presentarsi al test, quindi molti infermieri in quarantena per motivi professionali perché avevano avuto contatti con pazienti positivi non hanno potuto sostenere la selezione. La prova scritta, per garantire la distanza di sicurezza ed evitare grandi assembramenti, si svolgerà in 3 giorni. Chi supererà il primo esame poi accederà alla fase successiva del concorso ad inizio dicembre. I candidati sono arrivati da tutta Italia con la speranza di un posto di lavoro. La loro professionalità mai come in questo periodo è così richiesta. La gran parte di loro ha fatto richiesta di assunzione all'azienda ospedaliera di Padova e a quella di Verona.